7 per 3? 21. 3 per 7? 21. 7 più 7 più 7? 21. 3 più 3 più 3 più 3 più 3 più 3 più 3? 21. 22 meno 1? 21. E quindi quanto dura Baigli? Dai! Dammi un indizio. È un indizio! 21 minuti. Bravo! Sigla! E ce l'avevo sulla punta della lingua. Dai! Scappa! Benvenuti a Baigli, il nostro podcast. Siamo Marco e Pippo, il trio comico, insieme a voi per i prossimi 21 minuti, suddivisi in 3 meravigliose rubriche, o rubriche, come che dice qualcuno, dice anche rubriche. In queste che sono chiacchiere da Baigli. Bravo. Cioè Sì. chiacchiere assolutamente informali, temi assolutamente informali, contenuti assolutamente informali. Bravo. Mi veniva un Perspicace, perspicace. Da che cosa partiamo oggi? Cosa ci raccontiamo, ragazzi? Guarda, io oggi vorrei partire da un tema che mi piace molto, è che è il messaggio, il contenuto. Il messaggio. Cioè questo macro tema è come si lancia un messaggio, Ah, come si bravo. racconta un qualcosa di importante. Questo Ed è un interessante. tema che non c'entra niente con quello che sto per dire adesso. A me pare serve? giusto. Ma Beh, Scusa, partiamo con a una cosa che proposito non del c'entra. messaggio, Cioè, sei complimenti. perfetto. Mi parte però in realtà da un qualcosa che sto sentendo in questo tempo, le pubblicità dove ci sono dei testimonial famosi che raccontano un'azienda, Sì, una sì. storia, un qualcosa, una storia imprenditoriale. Senza però essere collegati alla voce che fa lo speaker. Sì. di Cioè, quella- spiegate Cioè, praticamente che robe fatte malissimo, montate e registrate probabilmente in due momenti completamente diversi. Ok, chi dice Memo speaker bravo Esatto. che fa pubblicità e dopo Sì, gli sì, attacca sì. la voce dell'imprenditore, di Sì. solito Veneto. Sì, che Sì, dice... ma per cui no, cioè che Sì, siete sì, ho robe capito. assolutamente scollegatissime, quindi mi immagino questi che dicono dai, c'abbiamo questo bravissimo, Chi è- questo non so, questo testimonial nostro che È Gigi Pleonastico. Che nome importante. Sì, questo è Per cui uno Gigi speaker Pleonastico. radiofonico famosissimo. Che voce che ha Gigi Pleonastico? Ciao, sono Gigi Pleonastico. Ecco, questa è la voce di Gigi Pleonastico che inizialmente dovrebbe lanciare uno spot di cui però lui non sa assolutamente Non sa nulla. niente. Gli scrivono la parte Certo. e dopo che allega alla storia imprenditoriale veneta di qualcuno. tipica. Fai fuori delle robe Facciamo un strane. esempio, dai, siamo lanciati. Pronto? Vai. Ciao, sicuramente avrete riconosciuto la mia voce, sono Gigi Pleonastico, il DJ della tua radio preferita. Oggi voglio farvi conoscere un posto davvero speciale. Trevisan e Scapacchio. Vieni anche tu da... Trevisan e Scapacchio. Puoi trovare tutto ciò che ti serve per... Ferramenta idraulica, malte cementizie, raccordi, pattubi, bocchetta dell'aria, filtro aria, olio, abitacolo, fotocopie. Ma anche... Tutto per il tuo giardino, risme di carta, sonde per tirare i fili adatti a tutti i tipi di corrugato, E solo per il mese di maggio? possetti, bigiotteria, creme corpo e Come viso. possetti i videogiochi? Quindi vieni anche tu da... Trevisan e Scapacchio. Parola di Gigi Pleonastico. Dica che abbiamo anche i confetti. Cioè, dei robe No, assolutamente meraviglioso. folli. Che È bello vero, Gigi è vero. Pleonastico. Per cui ecco, è difficile lanciare un messaggio, naturalmente se poi lo fai così è ancora più difficile. Ci sono dei messaggi che di per sé sono difficili da raccontare. Vi faccio un esempio, il messaggio del cambiamento climatico. E Tema scottante. È un tema scottante che spero non sia raccontato da Gigi Pleonastico, ma vi racconto un libro che ho letto che mi è molto piaciuto e si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena. È un libro, L'ho visto anch'io in un negozio tempo fa. si chiama Libreria, forse che... No, l'ho visto da In un negozio. Trevisan e Scapacchio. Anche libri, E cadre. ti anche qui. Esatto, tutto ciò che ti serve per il cambiamento climatico lo puoi trovare da... Trevisan e Scapacchio. Sempre col gingoletto. Sempre col E quindi gingolletto. questo libro di cosa racconta? Jonathan Safran Foer, l'autore è un certo. autore che scrive in maniera particolare. Io ho letto altri 2 libri suoi, devo dire, ho fatto un po' fatica con i suoi libri, soprattutto uno, adesso non ve li racconto, No. però sono quei libri che quando poi svoltano ti cambiano le notti, sì. perché non riesci più a dormire. Questo libro, che si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena, racconta il tema del cambiamento climatico e soprattutto il tema è quello dell'allevamento intensivo. Per cui ecco proprio spiegato già
il titolo, Certo. possiamo salvare il mondo prima di cena, cioè cambiando le nostre abitudini alimentari, e che fondamentalmente si concretizza in mangiare meno carne, noi possiamo dare una mano al cambiamento Quindi climatico. non sai che quelli che dice no, dovete Basta, smettere di ma mangiare, dice ma mangiarne meno. Infatti Ok. mi sono chiesto perché leggere questo libro, Sì. perché è un libro che è molto interessante. Allora, per noi che facciamo comunicazione, ci sono circa 70-75 pagine che raccontano delle cose molto belle su come si comunica un messaggio, su come si coinvolge una massa in un progetto comune. Molto, molto bello. Le prime 75 pagine sono molto belle. Le altre raccontano anche dati sull'impatto che ha l'allevamento intensivo a livello di cambiamento climatico, per cui quanto incide l'allevamento intensivo. E mi è piaciuto molto questo libro perché di solito quando affronti questo tema ti senti sempre un po' in colpa perché non riesci a fare con la tua vita quotidiana azioni sufficienti a cambiare in meglio il mondo. Sì, beh, con tutte le grigliate che te fai, voglio dire, un Certo. minimo, cioè può anche essere che succeda. Io uso molto la macchina, mi piace grigliare, eccetera, eccetera, eccetera. Però naturalmente tutti facciamo parte di questo mondo e tutti abbiamo una responsabilità. Certo. In questo libro mi piace perché ti dà un'azione concreta da fare. Riduci il tuo consumo di carne prima di cena. Ok. Prima di cena giusto. hai già contribuito con la tua singola capito. azione Beh, interessante come a cambiare chiaro, il mondo. Quindi per cena ok carne, ma magari prima anche no, varia. Esatto. cerca. È difficile perché il tema Ah, è beh, è il difficile, messaggio, sì. però vi leggo questa cosa che mi è piaciuto molto. La motivazione può generare l'azione, ma cosa ancora più notevole, anche l'azione può generare la motivazione. Sentite, non andiamo a fare escursioni nel deserto a guardare le stelle perché ci sentiamo spirituali. Ci sentiamo spirituali perché siamo nel deserto a guardare le stelle. bella. E quindi questa cosa. con piccole azioni quotidiane possiamo anche noi migliorare il nostro pianeta. Sapete cosa Bello mi viene in stimolo, mente? bello stimolo, cosa? Che bisogna partire dalla motivazione. Ma Sì. dove trovare la motivazione? Da Trevisane Scapacchiò! Ed eccoci tornati in diretta, sono sempre io, il vostro Gigi Pleonastico, il DJ della tua radio preferita. L'ultima canzone che abbiamo ascoltato è di Tony Caramea, il titolo Scartami. No! Dove potete trovare l'album di Tony Caramea? Lo trovate sicuramente da... Trevisane Scapacchiò! Basta, voglio più sentire il Trevisani Scapacchiò. Però vedi come alle volte ti prepari su Sì, delle infatti. cose molto semplici, poi lo porti qui, improvvisi con gli altri, tipo sta cosa di Gigi Pleonastico è venuta fuori all'improvviso. così? Ma sì, perché questo programma nasce dal... Ognuno di noi crea una rubrica, gli altri due non sanno di cosa andiamo a parlare, ne parliamo, perché vuole essere un programma facile, anche nella scrittura, un Sì. programma proprio da bagliei, un programma che per la facilità può andare avanti fino al 2050, no, ragazzi? Sicuramente. Ma sarebbe un bel progetto 2050. sarebbe- Certo che ma- sì. ma- Però siamo qui e ora e vogliamo sentire la rubrica di Pippo. Sì, la questa l'ho rubrica di portata io. Oggi si chiama Vara questo ciò. Che sarebbe in italiano Guarda questo ciò. Ciò Se- è rimane. no, vabbè, ciò rimane. ciò ragazzi. rimane. Ciò No, è una forzativo. piccola rubrica su consigli cinematografici. E oggi, però, in particolare vorrei dare un consiglio e un sconsiglio. C'è un film che consiglio e uno no. Interessante. Partiamo dal consiglio. Partiamo dal consiglio. Però è bella sta roba, perché di solito tutti si pubblicizza quei che bisogneria vedere. Ma anche no, insomma. Sono curioso. Allora, il primo che vi consiglio è una storia vera, accaduta realmente, che poi è diventata un film. beh, ce ne Si sono chiama, tantissimi, ce ne no? sono tantissimi. Questo si chiama L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Blanco. Visto. Cosa? Sull'isola delle rose. Eccola, bravo. Sull'isola Blanco delle rose. ha fatto anche questa canzone proprio riguarda questa storia vera. Beh, il film è molto bello. L'hai visto anche tu? Molto bello. Si trova su Netflix? Sì, No, è sì, quello sì, lì, sì, quello lì. sì, La sì. grande N, la grande N. L'ingegnere bolognese Giorgio Rosa tra il 58 e il 69 ha costruito a largo della costa di Rimini questa piattaforma Sì. di 400 metri quadrati, una piattaforma artificiale che ha proclamato come stato indipendente. Come state? Sì. Aveva una lingua ufficiale, l'esperanto, aveva un governo, dei ministri, una moneta e non fu mai formalmente riconosciuto da alcun paese nel mondo, però il Consiglio d'Europa di Strasburgo ha riunito un'assemblea straordinaria per valutare la validità di questo stato. Sì, Cioè, è vero. proprio- Quindi io che aveva, seguivo proprio le norme alla lettera, però
per arrivare all'indipendenza di il uno concetto di autodeterminazione dei popoli presente nel diritto internazionale, cioè era una roba fatta anche a Bense, Certo. che dopo il governo italiano l'ha distrutto per non creare un precedente, evidentemente. No, perché sennò mi voglio Corneiana, stato libero. Corneiana, stato libero. Esatto. Andate a cercare Mestre. su Google Maps Corneiana. Tra l'altro abbiamo già le bandiere pronte dello stato di Corneiana. Eh sì, disponibili dove? Da Trevisane, lo sapevo. Anteprima. No, mi è piaciuto di questo film il fatto che, cioè, a differenza tra il sognatore e il visionario, sto Giorgio Rosa era un visionario, no? Ma che differenza c'è tra il sognatore e il sognatore ha tante bei idee, tanti sogni che restano un po' lì, il visionario dopo li mette a terra, no? Unisce la praticità. È un po' come in altri comici, che hanno tante idee che diventa dopo un copione, diventa uno spettacolo, diventano risate contagiose. E perché no uno stato indipendente? Camassa, questo lo fermo. Lo stato indipendente di Marco e Pippo. E a proposito di risate contagiose, l'altro film, quello che sconsiglio invece, questo mi interessa. cioè questo è un film al contrario, cioè se un film che ga ispira una storia vera. Prima il film e dopo Aspetta, come se fosse... Cioè, aspetta, no. E ora ti spiego, si chiama in inglese Contagion. Ah sì, l'ho visto. Quello con Matt Damon? Con Matt Damon e Gwyneth Paltrow. Non sono tanto bravo a Gwyneth Paltrow. decisamente no. E Contagion in Veneto potremmo anche Sì, ma è chiamarlo. Contagion in inglese. Scusami, devo io non chiamare. guardo tanto la TV, quindi spiegatemi. Allora, Gwyneth Paltrow torna da Sì. Hong Kong in Cina per un viaggio d'affari, ma attacca a sentirsi un po' male, ha un'influenza. Nel giro di poco tempo si scopre che ha un virus e muore. Questo virus preso in Cina, allora il Dipartimento di Salute americano inizia la ricerca del paziente zero e questo virus colpisce i polmoni e il virus si diffonde tra la popolazione. I governi cosa fa? Mette in quarantena, distanziamento sociale, uso di mascherine, limitazione nell'accesso ai supermercati. Nel frattempo si studia anche un vaccino per la popolazione. Scusa, Pippo, fammi capire di cosa stiamo di parlare. Ma secondo te di cosa stiamo a parlare? Cioè, non ho visto il film, non ho visto il film. Non ho visto il film, ma ti ha visto in realtà? Cioè, Va Ecco. bene, darò attore a videocassetta Sì. disponibile da Trevisane Scappacchiò. Aspetta, perché spoiler qua. videocassetta. È finale. Come Gwyneth Paltrow ha preso questo virus? come l'ha preso? Era andata su un ristorante cinese, aveva stretto la mano allo chef che aveva preparato carne di maiale allevato in un capannone dove era entrato a contatto con escrementi di Pipistrello. Gavi indovinato. Come Gavi ho Sì, fatto sì, a sì. indovinare? Ma secondo te come che abbiamo fatto? Ecco, dite niente di nuovo sto film, è pare un No, documentario. cioè- Il problema è che Contagion è uscito nel 2011. 2011. Cioè 9 anni prima era raccontato esattamente quello che poi è accaduto. Sì. Pippo, sei un complottista. Te puoi dirlo, te puoi dirlo. Pippo, sei un Te complottista. puoi No, dirlo. ragazzi, Cosa che scusate. Cos'è? Adesso sto Dai. proprio sudando freddo. te vedo un po'. Perché ieri ho visto Don't Look Up. Ah, Il film, guarda. quello dell'asteroide che distrugge la Terra, ma che è del 2021, mi pare. sì, 2021. Ok, ragazzi, faccio una piccola rettifica. Bai, il programma che non andrà in onda fino al 2050, No. ma fino al 2030. Vabbè, non pensiamo troppo al futuro, No, anche no. perché dobbiamo pensare ai prossimi 7 minuti di Bailly. Cioè, non è ancora finita questa puntata. Ci sarà un'altra rubrica. E sarà un'altra rubrica. Cosa Certo. succede? Ma allora, se possiamo sfruttare questo momento per raccontare quelle che sono le nostre passioni? Certo. Ecco, tipo io ad esempio nella puntata in cui abbiamo giocato, mi sono divertito un sacco. Vedi, perché? perché io ad esempio gioco tantissimo. Aspetta, traduci gioco, cioè Gioco. calcio, pallavolo. No, giocavo parte a calcio, pare- a pallavolo non che arrivo neanche a rete, cioè come Esatto. faccio? Ma adesso c'è il libero, comunque anche tu hai delle possibilità. Libero di non giocare e di star a casa probabilmente. Comunque, detto ciò, io gioco molto con i giochi da tavolo ad esempio. Sta Sì, settato, sì. No, ma allora, tra l'altro cerchiamo Quindi di... c'è giochi un da mondo- tavola, bagli, mandarini, ti sia a posto tutta la No, serata. no. No, quei giochi da tavolo che probabilmente nell'infanzia nostra erano Risico, Monopoli, quelle cose lì. Che Non adesso- t'arrabbiare. Non t'arrabbiare. Brivido. Il brivido era già un top. Livello successivo. Caspita. Però poi è diventato un mondo enorme. C'è dietro veramente, ci sono fiere specializzate, ci sono premi sì? internazionali, insomma ci sono giochi per tutti i gusti e per tutte le età. Certo. Posso dirti la verità, Guy, non è un mondo che conosco, quindi sono molto interessato a conoscerlo. Sì, io invece è un mondo che ho iniziato
iniziato a frequentare ormai da giovanissimo, perché pensate che io comunque passavo, guarda, quando ero ragazzino, se ci pensate, l'infanzia che abbiamo passato noi era priva di una PlayStation, no, di una ci fa Nintendo, fatti. di un Xbox, cioè non Miega c'era- avevo, ma ti sei più anziano chiaramente. Esatto, vabbè. È vero, però diciamo che quelli della Ma mia c'erano anche le generazione- prime auto. E vabbè, sì, le prime case. non Fratelli c'era- Wright stavano provando a No, non volare. già i cavalli con le carrozze, insomma, non c'erano più per strada, c'erano i motori. Il motore che era. Comunque dicevo che insomma non c'era quel privilegio che è più moderno di annoiarsi. Sì, No? Una cosa così. Bravo. Senti che Chi bella sei che questa aveva frase. Bella tempo e questa voglia frase. di annoiarsi? Bravo, tempo fa. bella idea. E quindi io ho passato il 50% almeno del mio tempo in garage con gli amici a giocare da tavolo. Poi ho passato un 30% a giocare a calcio e poi il restante 40% a giocare a teatro. Scusa Guy, il 50% a giocare in garage se perché l'altro 50% tuo papà parcheggiava macchina. immagino. Esatto. E soprattutto 0% studiare matematica, perché mi pare che ti hai fatto casino queste percentuali. Comunque, insomma, ancora oggi gioco tantissimo a tavolo. Mi piace proprio veramente. Ma il primo gioco che ricordi? Dungeons Qual è stata la Dragons. tua prima volta? La tua prima Dungeons volta? and Dragons Dungeons era and un Dragons. gioco che tra l'altro era un gioco di ruolo Sì. in cui dovevi interpretare. Dungeons and Dragons sarebbe prigionieri e draghi, come posso spiegarti? Sì, esatto. Un posto lugubre con dei tesori, delle lucerte grosse. Ecco, quello dei tesori era Prigionieri e Mario, che aveva anche altri tipi di tesori, però va bene. Esatto. Altri draghi, insomma, no. E Dungeons and Dragons, che pensa che è un gioco del 1974 tradotto in un sacco di lingue, ha venduto più di $1 miliardo di incasso di però. giochi. Ed è ritornato in auge perché c'è un film recentissimo ed era diventato famosissimo di nuovo tra i giovani perché giocava al gruppo della serie famosissima Stranger Things. Ah, sì, chi si Giocavano trovava ai così. tosetti a giocare. Quindi quello è Certo, stato il mio certo. primo gioco, ma non è stato l'ultimo. Ci ho Però, giocato Gae, tantissimo. scusa, te parli tanto di gioco, io Sì. invece voglio portarti a giocare. No, e quindi però propongo prima ho detto che mi divertivo, ma no così tanto da rigiocare. una nuova sfida, cari amici, tra Marco e Gaetano, in io due non piccoli volevo giochi. Ripartiamo Eccolo qua. dal primo Eccolo gioco qua. che si chiama Dime e rime. Quello dell'altra volta, vi ricordate? ancora, Sì, ancora ma quello. se altre rime però queste. Ok, però Cioè, ma mi voglio venire qua, per stare tranquillo, mi mette No, a tensione. no. no, Vai. allora se questo vi fa venire tensione, prima facciamo un altro gioco più semplice, si chiama DVD. Questo lo teniamo per ultimo. DVD. Il gioco DVD, io vi leggo delle trame, il primo che intuisce il film deve dire il titolo corretto. Il titolo sono corretto. forte, il titolo corretto. Dopo 30 anni, Salvatore torna al suo paese d'origine in Sicilia per partecipare ai Nuovo Cinema Paradiso. Grande! Lo sapevo, ma Un punto per Gaetano. Secondo film, Carl è un ragazzino adolescente che su ordine di sua madre Charlotte si imbarca su una nave ancorata in Il mezzo... pianista sull'oceano. la leggenda del pianista sull'oceano. Sbagliati No, entrambi. davvero? Che trasmette questa barca musica 24 ore al giorno illegalmente. Scoprirà che in realtà si tratta Titanic. di un emittente pirata I gestita Love Radio Rock. Sì, pareggio, Bellissimo. pareggio. Film grandioso. E qui la chicca, voglio vedere chi dei Attenzione, due sa vai. questa. Un ex glorioso pugile e ora marinaio della base americana di Livorno, un giorno assistendo ad una rissa tra portuali, nota un giovane e riconosce in lui un futuro campione di box. Insieme con uno stravagante manager, proprietario di Lo una so. palestra, Lo so. si mette al lavoro Lo so, per far aspetta. diventare il ragazzo un campione di Poca pugilato. Ontas. No, Boxer, come si chiamava? No, Boxer. dai, No, quello Muda- che Slip, No, Slip. no, con Bud Spencer. Sì, dai, Tosi, questa sei basi, ostica, vanno via. E quello che c'è Jerry Calà che faceva il libidine. Sono il cagliaritano Piddu. Tosi. Voglio l'aiuto a Bomber. casa. Bomber! Ma andavo via, andavo Avevo via. detto Boxer assomigliava. Bomber, un po'. bravo. E vince Marco la rubrica dei Sì, DVD. vabbè, vince Marco perché ho raccontato tutto il film, che ho fatto anche le scene. Ma cioè, passiamo ora. Però devo dire, Gaetano, che lo sapevo, però non avevo assolutamente io non mi in mente ricordavo, il, non avevo pensavo assolutamente in mente Boxer. il titolo, ma Boxer. cioè, Bravo, figurati. va bene, Bomber, va bene. bomber. Vai. Allora, Dime e rime, pronti? Dime e rime, vai. Dimmi, rima. La Aspetta, prima- aspetta, scusa un attimo che devo fare il switch mentale da bomber. La prima rima è con Aeo. Aeo. Lo sono samba e twist. Baeo. Bravo Gaetano. Si forma sulla mano quando lavori troppo. Faeo. Bravo Marco. Lo fischia l'arbitro. Faeo. Tutti e due. Se ciapo freddo me... Maio. Marco. Guarda quello dove...
Vai. Bravo Marco. Io ho detto anch'io. Rime con aio. Forza è Coraio. entrambi. Se non sto attento col coltello, me Taglio. Bravi. Se vedo un piatto che mi piace, io Saio. Senti, ho capito, però. ce l'ha la bici. Raio. Bravo. Oh, questo è Sì, difficile. ragazzi, ma qua siamo veramente nella più profonda campagna Sì, veneta. esatto. Cioè, io vengo da Mestre, ragazzi. Non vedo l'ora di tornare andare in Viaio. grandi. Marco è ancora un po' avanti, Gai. Ultima rima, puoi recuperare. Vai. Oia. Ok, Ok, pronto? Oia ce la posso fare. Scusa, non pensavo fosse una domanda. Cioè, oia. Sì, beh, guarda, fin adesso non ho capito neanche. So stufo, no? Go? Boia. E il coppa a tutti. Boia. Sì, i campi si pieni de. Soia. Sì, se ti bagni sotto la pioggia, la giacca sarà Moia. Uno furbo che magna a Foglia. vabbè, bravi. Pari merito. Io dichiaro la parità perché Va bene, l'uno va senza bene. l'altro non avrebbe fatto nulla. Però Parità, vedete parità. che alla fine giocare diverte ed è proprio È bello. bello. Aveva ragione Oliver Wendell Holmes Come Jr. no, come no. Come no. No, lo conoscete? Ciao. È autore, è stato uno statista, insomma, voglio Sì, dire, non autore serve- di non serve frasi spiegare. tipo Certo. l'umiltà è la prima delle virtù per le altre persone. Ah, bella. Vianeo da Mestre sarebbe stato d'accordo Oh, con questa, Vianeo. ma soprattutto la gente non smette di giocare perché diventa vecchia perché smette di giocare. Bella. Esatto. E se avete bisogno dei giochi, li potete trovare su Trevisan e Scappacchiò. Mi mancava Trevisan e Scappacchiò. E con Trevisan e Scappacchiò finisce anche questa puntata di Baigli. Ne possiamo trovare altre non solo da Trevisan e Scappacchiò, ma anche su tutti i nostri canali social. Cercate Marco e Pippo e trovateci. Ciao. Ciao!